Parliamo anche dei soldi che praticamente io avevo bisogno del vostro gruppo, chiamiamolo così, non dico di Paolo Bianchi, ma I soldi di questo sequestro furono trovati qua dalla polizia. Sì, ma nessuno ha mai... penso che non ci sia stato nemmeno Concutelli, adesso però bisognerebbe vedere cosa è avvenuto fra Concutelli e Bianchi, perché praticamente un discorso né fra me e Concutelli né fra... Lo stesso Bianchi dice che né io ho parlato mai con Concutelli né Cochis ha mai parlato con Concutelli, quindi, quindi questo è pacifico. Concutelli in una prima dichiarazione, non so che avete letto, che praticamente questi soldi arrivavano da dei simpatizzanti. Due sono le cose: o Concutelli se l'ha inventato, molto probabilmente per non avere contatti con la malavita comune e quindi perché non si potesse criminalizzare il movimento di Ordine Nuovo, o diversamente perché gliel'aveva detto il Bianchi, altre alternative non ce ne sono, quindi o Concutelli se l'ha inventato o Paolo Bianchi gli ha detto guarda che questi te li manda un simpatizzante. Allora io sarei matto, io do dei soldi a Concutelli che non vuole per farlo arrestare 2 giorni dopo, cioè, ma te rendi conto, è folle, capisci? Me li tenevo in tasca io i soldi, che dici? No, io do questi soldi, regalo questi soldi a Concutelli che non sa da dove vengono, lui dice che non li vuole, però li accetta, non è che me li ridai, dice no Bianchi questi vengono da altre cose, io non voglio avere a che fare, forse non però, voglio dei soldi, forse non li voglio, capisci? Senti, forse poi però tu... Nessuno gli ha obbligato di prenderli quei forse soldi. Tu lasci un momentino le cose così, tu dimentichi che dal momento che hai preso i soldi al momento che tu fai arrestare Concutelli, a te ti fermano, tu dimentichi una cosa basilare, tu non è che hai deciso da tempo di far arrestare Concutelli, a te ti bevono e per la tua sporca libertà fai arrestare gli altri, non te ne dimenticare, perché tu salti, fai un po'... ma che cambia? Cioè, che cambia? Tu puoi fare tutti i discorsi morali che tu vuoi, i soldi non avevi nessuna intenzione di prendere e metterli in tasca. Ma Concutelli se li è tenuti o me l'ha ridati questi soldi? Sì, se li è tenuti. E allora che cosa significa? Se tu mi porti dei soldi che sono soldi sporchi che io non voglio, te li ridò e ti dico come ti permetti. Ma questo è un discorso che ho detto, questo è un discorso che tu potresti affrontare con Concutelli. Concutelli giustamente dice mi ha fatto arrestare, dice il confronto con quello non ce lo faccio perché mi saltano le... Vabbè, no, lui può dire quindi... chiaramente c'ha la sua posizione. No, c'ha le sue ragioni. Cioè non cambiano i fatti, capisci? No, ma io sto dicendo a te che tu dici ma se io potevo mettermeli in tasca, tu non avevi nessuna intenzione, almeno per quello che di un mio discorso logico, tu sei venuto a Milano, ti sei preso questi soldi, li hai portati giù, glieli hai dati a Concutelli perché pensavi che effettivamente si potesse fare questa commistione come la stai descrivendo tu, dopodiché ti fermano, la polizia ti porta, e combinazione, a te ti scorta la polizia e l'arresto di Concutelli viene fatto dalla polizia, cioè non viene fatto dai carabinieri, non a caso. A me mi arrestano i carabinieri, questo dovrebbe già far capire, per quello io dicevo, escludo che sia stato Paolo Bianchi, perché se Paolo Bianchi se l'è cantato in quest'ora, a me è assurdo che arrivi i carabinieri. No, ma perché io non so dove stai, quindi... Lasciamo stare, no, ma questo qui poteva essere un discorso che a te poteva anche essere stato detto per dirti, sei incontrato con il Cochis? Poteva anche essere stato detto. Non lo so, ma escludevo a priori che se tu prendi e sei reo confesso con la polizia e la polizia arresta Concutelli, a me 48 ore dopo arrivano ad arrestarmi i carabinieri, quindi per me è matematico, certo. Però un momento, non voglio usare il termine matematico, ma è molto probabile che tu te la sia cantata con la polizia e ti sei cantato per quello che sapevi alla polizia e fai arrestare Concutelli, ma tu prima di essere arrestato non penso che tu avessi intenzione di far arrestare Concutelli, anche se l'altra volta hai detto era tempo che pensavo, che non pensavo, poi ti... certo. Dico quindi, a te, il momento che ti vieni arrestato e vieni messo davanti a determinate responsabilità, che ti viene prospettato la possibilità di fare magari 30 anni di carcere, non so quanti te ne abbiano minacciati, allora a quel punto dici, vabbè guarda, io vi faccio arrestare Concutelli, questa è per me la meccanica, quindi tu non potevi... Non so se è successo 2 giorni prima, 3 giorni prima, cioè quando tu hai consegnato i soldi a Concutelli, ancora non avevi deciso di far arrestare Concutelli. Quindi è assurdo che dici se io avevo intenzione di far arrestare Concutelli i soldi me li metto in tasca. Io non ho mai detto questo. Io dico semplicemente che tu hai preso dei soldi. Come sia andata, questo lo devi sapere tu e Concutelli. Sul fatto che lui, e ti ho detto, a Concutelli do un agio, cioè nel senso che lui molto probabilmente sarà, come hai detto tu, che tu gli hai detto, senti, questi soldi qua servono per questa banda di milanesi che è un po' in rotta a Milano, se riusciamo a fargli avere delle case, delle armi, quello che vuoi. Questo può essere quello che hai avuto il discorso tu con Concutelli, che poi Concutelli molto probabilmente in un primo tempo, in un processo di Ordine Nuovo, dichiara, cioè no, io per staccarsi da Vallanzasca, dice no, io se sapevo che erano soldi che venivano da Vallanzasca io non mi sarei messo in mezzo. Questo do
Non è quindi che dico che tu dici la verità e cioè capisco il ragionamento di Gigi, quindi dico lo capisco a questi tempi. Però il discorso che faccio io con te, io non ti ho mai detto tu hai fatto ti tenevi perché è normale, ti tenevi. Tu i soldi a Concutelli li hai dati, tra l'altro poi a te tornava scomodo, perché c'era una storia di 14-12 milioni, insomma. Quello è Ferorelli, lo puoi domandare benissimo com'era la storia. No, non lo so. Comunque è una questione pacifica, che quando viene arrestato Concutelli con 12 milioni, io mi rivolgo a Cochis, gli faccio una telefonata, il Cochis viene a casa, dove poi mi hanno arrestato me, dico ma Rossano, ma com'è di sti soldi? Ma sai, dice, avevo sti soldi, glieli ho dati perché ancora una parte non li avevo cambiati e io preferisco. Dico vabbè, ma c'era bisogno che gli davi i soldi del sequestro Trapani, ce n'erano altri, cioè erano gli unici soldi che praticamente potevano essere segnati, c'era bisogno che, vabbè, quindi c'è stato questo. E poi mi fa, dice, l'unica cosa, dice, che io a questi signori gli ho dato 14 milioni e a questi, a Concutelli, dice, a meno che non se li ha fregati la polizia, testuali parole di Koch, dice, gliene hanno trovati 12, cioè vorrei sapere che fine hanno fatto gli altri 2 milioni. Quindi se effettivamente i soldi te li sei intascati tu, poteva essere un altro motivo, un'altra ragione in più per far arrestare Concutelli, perché il momento, dico, il momento che io e Concutelli, o Cochis e Concutelli, visto che io ero ferito, si incontra e dice vabbè allora ti ho dato 14 milioni, cosa costa? Ma perché io a priori non lo sapevo che prendendo 2 milioni, se l'avessi presi in modo fraudolento non si sarebbe venuto a sapere. Tu stessa hai detto che non avevo preventivato l'arresto di Concutelli, quindi quando Cochis sarebbe arrivato, se non ci fosse stato l'arresto a via 20 settembre, Cochis sarebbe arrivato a Piazza Venezia e lì si sarebbe incontrato con C'è Concutelli. un altro fatto, tra l'altro, che sarebbe uscito da fuori, andare da dove poi Cochis avrebbe dovuto incontrarsi con Concutelli, perché tu l'hai dichiarato, sì. Nel tragitto, in pieno giorno, 2 macchine della polizia in Borghese, fra le decine per non dire centinaia di macchine, sono venuti appositamente da voi. Questo è anche un sospetto mio, se pensi che sia stato io è poca intelligenza dimostri, perché non credo che mi sarei fatta arrestare io poi per combinare tutto ma un momento, ma scusa una cosa, guarda che tu non hai mica fatto una cosa stupida, facendoti mettere in galera. Una volta arrestato... E mi sarei fatto scarcerare solo io e non io e Ferorelli. No, ma questi qua sono discorsi che possono essere avvenuti dopo, io ti parlo di prima, dico, lascia stare. Senti, se a me non mi avessero arrestato, avessi fatto arrestare Concutelli, non avrebbe mai saputo nessuno, capito? Insomma, non è che no, non l'avrebbe mai saputo nessuno, te lo garantisco. Mi viene da ridere, cioè nel senso che dove abitava Concutelli non penso lo sapessero cani e polli. Non lo sapevo solo io, stai tranquillo. Non lo sapevi solo tu, ma è un po' riduttivo, dico. Non è riduttivo, perché io non avevo mai avuto a che fare né con polizia né con carabinieri, capito? A maggior ragione, dico, una volta che ci hai avuto a che fare, ti sei trovato davanti alla polizia. Ma questo è un problema che non credo che riguardi questo processo sotto il profilo, perché te puoi fare tutti i discorsi morali, per me non è immorale, è una cosa vergognosa. Adesso nella mia mentalità uccidere la gente, capisci? Quindi io posso aver fatto arrestare Concutelli, moralmente hai tutte le ragioni che vuoi, d'accordo? Per me è meno morale mettere una bomba a uccidere delle persone alle spalle, anche se c'è chi se ne vanta, scusa. Capisci? Adesso come la penso adesso. Non voglio perorare la causa di Concutelli, però dico, a parte che le bombe a Concutelli proprio non ho detto che ha messo, non ho mai detto che ha messo delle bombe. E poi parli di bombe. No, io parlo di un certo ambiente, è diverso. Ma anche di chi uccide, capisci? È la stessa cosa. Per me la vita è una cosa sacra, è diventata. Quindi. Perfetto, bravo. Con l'intervento. Prego, avvocato. Qui stiamo facendo un confronto per interposta persona tra Paolo Bianchi e Concutelli, o stiamo facendo il confronto tra Paolo Bianchi e Renato Vallanzasca? Ma io è quello che chiedevo, un confronto perché con queste non sono circostanze che interessano la posizione dell'imputato Vallanzasca. Seconda cosa, richiamo l'attenzione della Corte, la Corte deciderà come crede, che questo confronto si sta basando, assumendo come presupposti certi valutazioni suppositive dell'imputato Vallanzasca. E non mi pare che sia questo il modo più conducente per svolgere un confronto. Perché il signor Vallanzasca dice: io suppongo che, ricostruendo intenzionalità del signor Bianchi, da quelle muove assumendole come presupposti certi e sicuri. E questo non mi pare che sia un metodo per condurre un confronto. Dico, a parte, non so, che questo qua penso che sarà la Corte a stabilirlo come deve condurre il confronto. Vorrei chiedere una cosa. A proposito, mi scusi Vallanzasca, la circostanza di questa somma, 2 milioni mi pare, o 3 milioni, che sarebbe stata defalcata dai 14 milioni su autorizzazione dello stesso Ferorelli. Ferorelli in pratica gli avrebbe detto: 2-3 milioni tieniteli tu. No, Spendili. Ecco, io vorrei sapere,
Questi 3 milioni a che titolo lei avrebbe dovuto? No, erano 2 milioni. Cioè prendi l'imprestito e poi li rimetti nel mucchio? No, erano 2 milioni che Ferrorelli a titolo personale prestava a me dicendomi come ritorno a Roma, tant'è vero che mi lasciò la sua macchina, il Porsche, che poi fu fermato, me lo lasciò a Roma, come torna a Roma te li do e li ridai a Come te Concutelli. li do? Lei deve ridare. No, è stato un prestito che Ferrorelli aveva fatto a me, quindi me l'avrebbe dati per rimetterli negli altri soldi, cioè questi tienili per te, ma non come compenso, come qualcosa, come un prestito personale che non nulla aveva a che ma fare erano con... 3 milioni sporchi. 2 però. milioni. Erano 2 milioni sporchi. Sì, vabbè, ma se non sono soldi sporchi, ma se vengono spesi a 100.000 lire, diciamo che non venivano trovati nel covo dei Concutelli, nessuno l'avrebbe saputo, insomma. Ah, ma allora E sapevi... contestualmente, scusi Ma Vallanzasca, io sono stato condannato per scusi, ricettazione, quindi lo Vallanzasca, sapevo certamente. Bianchi, e contestualmente lei ha ceduto la sua pistola. No, io non ho dato... No, lei ha dato una pistola a Ferrorelli. Io ho dato una pistola perché dovevo prendere l'aereo alla Malpensa, dovevo prendere a Linate, poi ci fu la nebbia, presi a Malpensa, e me l'avrebbe riportata lui a Roma, e me l'ha riportata sta pistola. Quindi me l'ha tenuta per portarmela, lui venendo con la macchina o con il treno, io avendo paura di passare, diciamo, anche la sorveglianza dell'aeroporto con un'arma, l'ho lasciata a Ferrorelli dicendo di portarmela a Roma, perché ci saremmo reincontrati per tutto il resto, insomma, anche perché lui doveva scendere giù con gli altri, dovevo dargli l'ok per gli appartamenti, insomma, per gli accordi presi. Senta Vallanzasca, lei dice, abbiamo chiarito stamattina, che c'era un gran via vai nell'abitazione dove lei era degente, ferito ad una gamba. Cioè, Lei non abbiamo stabilito, lei lo sta dice- dicendo lui. Vabbè, no, è venuto fuori che lei era degente in un'abitazione, lui dice a Milano, lei dice fuori Milano, dopo questa sparatoria che c'è stata. C'era un gran via vai di gente quel giorno, a parte il medico, ma sembra che ci sia No, stato perché un si sta certo dando via per vai scontato di quello che gente. dice lui. Lei dice è impossibile che ci siamo È incontrati, impossibile. ma è impossibile, che vuol dire impossibile? Vuol dire che lei è esclude allora, che questa persona insomma, in questo via vai possa essere arrivato anche il Bianchi, no. possa essere, lei No. era ferito a una gamba. No, non ci siamo capiti. Dico, succede il conflitto a fuoco di Dalmine, ho detto 9:30, 10 meno un quarto, quindi per questo che chiedevo l'ora, perché per me era importante. Siamo a 60 km da Milano, io sono insieme ad un ragazzo che è morto, Antonio Furiato, è morto, è rimasto per terra, quindi non ci sono, e scappano 2 imputati, cioè 2 autori di questo fatto. Uno sono io, l'altro ai tempi in cui io faccio i verbali, e qua ritorno al fatto che io avevo detto ero a Milano invece di dire altrove, perché a me polizia, carabinieri, durante i vari dibattimenti in aula mi dicevano, dice, il fratellino di Micio l'ha fatta franca. Allora c'era la famiglia, che madonna si chiama? Non mi ricordo. Non è voluta, è effettivamente è Giglio. La famiglia Giglio sono 3 ragazzi bergamaschi della provincia di Bergamo, cioè originari del napoletano ma che vivono da tanti anni su, e 2 erano in carcere e uno era fuori latitante, appena evaso. Dico, potrei a questo punto dire che la persona era lui perché è a Bergamo, cioè lui è di Bergamo, Dalmine è a 25 km da Bergamo e a 60 da Milano, quindi succede un fatto del genere, ci sono 3 morti in mezzo alla strada, quindi per chiunque si trovasse in quella situazione era più logico appoggiarsi in zona dove c'hai una persona del posto che non dover rientrare in Milano con tutto quello che questo incidente aveva provocato. Oltretutto, e qua vabbè, si va un po' fuori tema perché sarebbe da andare a prendere il processo ad Almine, dove è successo il fatto. Noi venendo da Milano per andare verso Bergamo, Brescia, stavamo uscendo dall'autostrada, cioè noi praticamente arrivando da Milano per andare verso Venezia stavamo uscendo ad Almine, quindi si presuppone che noi stassimo andando in qualche posto che fosse vicino ad Almine, cioè questi sono accertamenti, polizia, carabinieri, dagli accertamenti degli indagini.
Dopodiché praticamente ci troviamo la strada chiusa davanti perché c'è la polizia stradale, succede il conflitto a fuoco, riprendiamo una macchina che va sempre verso Venezia e quindi ci si allontana ancora più da Milano, dopodiché ci fermiamo in un posto che io, adesso l'unica cosa che si poteva vedere qua, vabbè, dice, spiegami qual è la casa. Scusi, ma la località qual era? Perché non lo può dire? Lasciamo stare la casa, ma la località, lei dice ero in una località vicino a Milano, che località era? Nemmeno questo Bergamo. può dire. Era Bergamo, la città di Bergamo. Sì. E questo nome, il Nicola Giglio, mi sembra si chiamasse Nicola, è stato ferito a una spalla, come effettivamente dice lui. Però che sono cose che lui praticamente dice, non le dice al momento del fatto, le dice tempo dopo quando è arrestato. Qua posso interrompere, ci sono dei verbali che ho fatto a Bergamo col dottor Olden Roberto, in cui parlo di questo ferito e non posso averla preso da nessuna parte. No, non lo può aver preso, l'ha preso dalla televisione. No, che c'era un ferito a una spalla non è possibile. Va bene, allora ti dico. Che c'era un ferito può darsi sì, ma la spalla... Polizia e carabinieri, dato che sono macchiati di sangue entrambi i sedili davanti, uno sul fondo schiena, che era dove sono stato ferito io, e l'altro all'altezza della scapola, perché era macchiato il sedile sul quale poggiava il conducente. Quindi non mi puoi dire, queste sono state cose che ha detto la televisione 1 ora e mezza dopo, 3 ore dopo, adesso non lo so, il telegiornale dell'Una non ha detto niente, ha parlato semplicemente di conflitto a fuoco, si parlava di più morti tra forze dell'ordine e banditi. Però non è alla sera, non più tardi della sera, è stato detto che nella macchina presumibilmente si trattava di 2 che fuggivano feriti, perché tutti e 2 i sedili della macchina, uno sul fondo proprio ricolmo di sangue, cioè col sangue che gocciolava e uno all'altezza della scapola, quindi parlava chiaramente di un buco fatto nel sedile. Mentre questi 2 scappavano, uno sarebbe stato ferito giù, saliti 2 sulla macchina, mentre scappavano, la polizia spara ancora, uno bucano il sedile e viene preso nella spalla. Quindi questo, e c'è una macchia che si vede bene, chiara alla televisione, che la fanno vedere, insomma, non è che ti sto dicendo cose che non possono essere. Quindi tu, del ferito alla spalla, non c'è bisogno, per questo che ti dico, fare, chiamiamo così, il pentito, non so come ti vuoi definire, su scorte di, a parte che un po' di cose puoi saperle, un po' di cose le apprendi, un po' di cose le apprendi anche se non dall'ambiente, le apprendi dai giornali, dalle fonti di informazione. Qualcuna te la inventi, io ti faccio, se faccio il pentito stamattina ti faccio carcerare mezza Italia, perché sai come un po' che le so, un po' che me le invento. Ma Lanzasca, adesso queste sono opinioni sue, presunzioni e roba del genere. Qui resta un dato di fatto. Bianchi dice di averla incontrata a Milano, io in cosa un'abitazione di Milano. Lei dice lui che ad esempio, durante questa dico, cosa c'è una era cosa, a Bergamo. sì. Lei dice che subito dopo questa sparatoria lei è stato in una casa nella città di Bergamo. Sì. Senta, io vorrei dire una cosa, no? Ecco. Che adesso lui far vedere che aveva 1000 altre possibilità fuori Milano per alloggi e tutto quanto, viene a cadere perché lui cerca appoggi proprio fuori Milano e anche da noi per gli appartamenti, proprio perché non ne ha, non sa più dove andare. Ecco perché ritorna a Milano Vallanzasca, non come dice lui, perché poi adesso se ha degli amici, c'erano degli amici che potevano darlo, ma sul momento Vallanzasca non sapeva dove andare, quindi è inutile che dice poteva andare dove vuole. Senta, scusi, il tema dei rapporti tra Banda Vallanzasca e Concutelli, lei non è mai stato trattato in una conversazione diretta fra lei e Vallanzasca? Sì, è stato trattato proprio quella domenica, quella domenica di Dalmine. Lì lui mi disse: mi dispiace, è successo questo e questo. Io già lo sapevo perché ero stato con Ferorelli che l'aveva saputo per telefono, dopo che eravamo andati anche da Gokis. La cosa che mi disse era: mi dispiace perché sono in queste condizioni. Lei si è presentato a Vallanzasca, sono Paolo Bianchi, esponente di Ordine Nuovo? Sì, io sono andato con Ferorelli. No, si è presentato, gliel'ha detto: io sono un esponente di Ordine Nuovo? Cioè, lo sapeva. Sono la longa manus di Concutelli, sono venuto qui per trattare su questo tema. Lei gliel'ha detto a Vallanzasca direttamente questo? Scusa. Ferorelli, siamo entrati, mi ha detto lui e Paolo Bianchi. Io mi sono avvicinato, lui stava sul letto sdraiato, ci siamo dati la mano, mi ha detto, dice,
i soliti convenevoli, d'accordo, e poi mi dice appartamenti, dice avete trovato qualche cosa giù a Roma? Ho detto ancora no, ci vuole tempo, come riusciamo a prendere qualche cosa ve lo faccio sapere, poi vennero ugualmente senza aspettare l'ok. Comunque, Ma lei si è presentato come esponente di Ordine Nuovo a Vallanzasca? O presumeva che Vallanzasca già lo sapesse, già ne fosse edotto? Sì, anche dalla conversazione che abbiamo avuto, che mi chiede degli appartamenti, se l'avevo presi o non l'avevo presi, era chiaro che Vallanzasca esclude questa circostanza. No, vabbè, a parte escludo la No, dica, circostanza esclude dell'incontro, no. Io ho già dichiarato una cosa, il Cochis mi disse, Renato, c'è l'opportunità di avere case e armi da Roma dai neri, io questo l'ho sempre detto, quindi io non ho mai detto, ma a me se me le davano i rossi o me li davano i gialli, per me non cambiava niente, a me servivano armi e case. Abbiamo chiarito perfettamente. Avvocato. Consigliere, se potesse chiedere a Bianchi di precisare l'episodio della pistola quando si incontrò con Vallanzasca e Vallanzasca ferito, che commento fece Vallanzasca quando vide la pistola di Bianchi? Sì, commentò dicendo questa è una bella arma, dice è armi di questo tipo che abbiamo bisogno, se potete procurare armi di questo tipo. Tu mi avresti dato una pistola a me? No, ti ho fatto, hai visto? Io no, questo lo credo che abbia detto Cochis, non lo so, io non ho mai detto che te l'ho lasciata a te, io l'ho lasciata a Ferrorelli l'arma. Tu hai visto l'arma che avevo io, una Browning High Power 9 parabifilare. Beh, vabbè, a questo punto è inutile. Tu mi puoi Non ho detto che l'ho lasciata a te, no, assolutamente. Scusa, no, ma tu puoi anche mettermi che c'avevi anche un mitra sotto il cappotto. A questo punto puoi dire quello che vuoi. Io ti dico, noi non ci siamo mai visti. Vabbè, per a me. questo punto il discorso... Io ti dico, no, però dico, io prima di tutto volevo vedere, perché insomma, guarda, stiamo andando avanti. Io mi impunto su un verbale, che ce ne sono altre di cose, tipo la storia del riciclaggio dei soldi, che è un'altra cosa che mi fa ridere. Dico, però c'è questo punto. Verbali. Io l'altra volta ho contestato nel suo verbale, lei aveva detto quando venni ferito mi rifugiai per un appartamento a Milano. Oggi vuole menare ancora che lei non ha detto Bergamo. No, io a parte che non meno mai, io menare lo lascio menare al pubblico ministero. Lo faccia ballare. Lo faccia ballare, lo lascio menare al pubblico ministero. Lo faccia ballare, dottore. Bianchi, no. Questo è il suo verbale. Senti, comunque con me non ballare, se non lo fa ballare, lo faccia ballare. Ti fa male il fegato. Non ti questo è il suo verbale, lei ancora non ha spiegato. Stai calmino, parla senza bisogno di strillare. Allora sto dicendo, io la mia dichiarazione, che poi per il pubblico ministero non sia buona, non mi interessa niente, tanto il pubblico ministero ho già visto che fa il gioco delle tre carte, dico, io non è che io l'unica cosa che potrei dire, e dovrei chiamarmi Paolo Bianchi, dovrei dire no, io non ero lì perché ero in casa di Tizio, dovrei andare a mettere nei guai dell'altra gente, quindi io non vi posso dire dov'ero, io non vi posso dare la matematica certezza che quello che dico è vero, io dico semplicemente che è così, e fino a prova contrario, anche se Bianchi è il cocco del pubblico ministero, non si può dire che Bianchi dice il vero e Vallanzasca dice il falso. Io fino a prova contrario, fino a oggi, io ho sempre detto e mi sono sempre assunto tutte le mie responsabilità, tutte. E a me dirmi, sì, sapevo che le armi me le dava con Cutelli, che gli appartamenti me li dava con Cutelli ci avrei fatto 7 omicidi occorsi, non mi costerebbe niente, perché mi fate un baffo. Però dire una cosa e accettare io una cosa che non ho fatto, essere messo in mezzo a rossi, bianchi, neri, tutta la gente che sono brave persone, come intendo io, senz'altro cattive per il pubblico ministero, le accetto come persone con le quali posso avere uno scambio sia per un dialogo sia anche, e dico di più, se a me con Cutelli mi avesse detto c'è da andare a sequestrare Tizio e Caio, c'è da andare a prendere 5 miliardi, io sarei andato con Cutelli a sequestrare Tizio e Caio. Se lo voleva rivendicare lui politicamente l'avrebbe potuto fare tranquillamente, a me non me ne fotteva niente. Non poteva avere la pretesa però, che qua si parla di azioni commiste e non so che cosa, perché forse bisognerebbe chiedere a lui, a me mi è rimasta impressa la parola, dico, io con rossi e neri, io sono evaso da San Vittore con prima linea, a me non interessa se uno è rosso o uno è nero, io le mie responsabilità me le assumo, io non ho bisogno, come dice lui, di difendermi, è lui che ci deve difendere il suo castello che si è fatto di bravo ragazzo, io non ho nessuna intenzione di passare per bravo ragazzo, io dico semplicemente che se una volta ho dichiarato che ero andato a Milano è semplicemente perché dicendo che mi sarei rifugiato a Bergamo con tutte le battute che avevo ricevuto su questo ragazzo avevo paura di metterlo nelle grane, tutto qui.
Se poi per il pubblico ministero non è logico, evidentemente il pubblico ministero ha fatto solamente questo processo, perché dove ci sono i pentiti. Fino a qualche anno fa si usava, insomma, l'omertà era una cosa tenuta in considerazione nell'ambiente. Oggi con sta gente qui è normale che non si tiene più in considerazione niente. Io dico semplicemente che per me è ancora normale nascondere uno che ha fatto un reato con me. Io posso pagarlo, io ho detto il sequestro Trapani l'ho fatto io. L'abbiamo pagato io e Cochis perché l'abbiamo confessato, altre 5 persone che erano con noi non hanno mai pagato un giorno di galera, perché ancora per noi valgono certi principi. Con sta gente qua, perché per te è normale uccidere la gente, è quello il problema. Sì, vabbè, ma va bene, lui dice con questa gente qua, questa gente qua è una persona che si era avvenuta con tutti i suoi sbagli, capisce? Mi scusi, per cortesia. Abbiamo chiarito. Signor Presidente. No, perché poi dalla parte del giusto Presidente. sta lui. no, io sto sempre e comunque contro la legge, però io sono coerente con le mie scelte, non faccio interessi personali che per venire qui, che tu dici per screditare te. A me di screditare te, se non mi aveste chiamato in mezzo, io facevo Signor Presidente, permette? Quindi come mi avete chiamato voi, non è che ci sono voluto venire io, quindi io non sono come teste. Permette, per cortesia. Io sono venuto perché mi avete chiamato voi. Se tu a me non mi chiamavi, io qua non ti sarei stato.